Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Delitto Mattarella, le indagini furono inquinate da pezzi delle istituzioni, arrestato l'ex funzionario della squadra mobile di Palermo Filippo Piritore, fece sparire il guanto dell'assassino. A Catania picchia la moglie, incastrato al sistema di videosorveglianza il suo negozio, la donna chiama la polizia, l'uomo comprende e al telefono dice potete venire ad arrestarmi. A Catania intimidazioni e 2 nuove sparatorie nella notte, colpi di pistola in una rosticceria di via Lago di Nicito e in un portone di via Stazzone. Parroco accoltellato a Gela, arrestato il 26enne Francesco Ascia. Secondo gli investigatori l'aggressione sarebbe maturata in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso. Caporalato a Barcellona, Pozzo di Gotto, buste paga ridotte e minaccia agli dipendenti, 2 imprenditori arrestati. Bronzi di Riace, la nostra inchiesta, si moltiplicano i testimoni che raccontano di aver visto le statue ripescate ad Augusta e di averle viste per l'ultima volta in Sicilia. Calcio Serie C, il Catania attende il Benevento, probabile la conferma dello stesso 11 che ha battuto la Salernitana, sarà ancora pienone al Massimino. Vigilia di campionato per il Palermo che domani al Ceravolo affronterà il Catanzaro, qualche dubbio di formazione per il tecnico Pippo Inzaghi. Bentrovati, l'omicidio di Piersanti Mattarella, un ex funzionario della squadra mobile di Palermo, Filippo Piritore, è stato arrestato per aver inquinato le prove, avrebbe fatto sparire il guanto che incastrava l'assassino dell'ex presidente della regione. Ci furono pezzi dello Stato, delle istituzioni ad inquinare le indagini. Sentiamo Manlio Viola. Un funzionario della squadra mobile di Palermo, poi divenuto prefetto, avrebbe fatto sparire dal luogo dell'omicidio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980 un guanto marrone, una prova essenziale per risalire agli assassini del presidente della regione. Con questa accusa la DIA di Palermo, la direzione investigativa antimafia, ha notificato questa mattina un provvedimento di arresti domiciliari all'ex prefetto Filippo Piritore, funzionario della mobile al tempo del delitto Mattarella. Secondo l'accusa, Piritore, che era il funzionario incaricato di custodire la prova trovata nella Fiat 127 del presidente della regione subito dopo il delitto, non avrebbe rispettato il protocollo e avrebbe fatto andare su e giù per gli uffici quel guanto fino a farlo sparire. L'indagine per depistaggio apre di fatto uno spiraglio nuovo nell'inchiesta sul delitto Mattarella. Per quell'omicidio dell'ex presidente della regione sono già stati condannati con sentenza definitiva i componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra dell'epoca, ovvero Totò Riina, Michele Greco e Francesco Madonia. Al sopralluogo durante il quale l'indumento venne trovato c'era sicuramente Piritore. La sua presenza risulta da una fotografia scattata dalla scientifica che lo ritrae sul luogo in cui gli assassini abbandonarono la Fiat, ma lui stesso lo ammette, raccontando però una storia ritenuta inverosimile dagli inquirenti. A Catania un uomo è stato arrestato dalla polizia, ha picchiato la moglie, ma tutto viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza del loro negozio. La donna ha chiamato la polizia e l'uomo che al telefono dice beffardo venite a prendermi. Sentiamo Roberta Lunghi. Una telefonata alla centrale operativa della questura di Catania, dall'altra parte una donna in preda all'ansia e alla paura. Singhiozzava e piangeva e da poche parole si comprende che era vittima di violenza da parte del compagno in un momento rubato alla momentanea assenza dell'uomo nella sua attività commerciale, in quel momento chiusa al pubblico. Lui strappa il telefono alla donna, interrompe la chiamata ma gli agenti ricompongono quel numero e a rispondere è lui, l'uomo, che in una frase netta sancisce il suo stato sugno marito, dice mi putiti venire ad arrestare. Impietoso però ha continuato a colpire la donna a calci proprio dove aveva subito un intervento chirurgico e tutto è stato immortalato dalle telecamere che lui stesso aveva installato nel negozio. In un impeto poi chiude a chiave la porta del negozio, va via incurante della moglie 31enne riversa per terra priva di sensi. In un momento di forza ritrovata la donna riesce ad aprire la porta alla polizia con un secondo mazzo di chiavi. Gli agenti si trovano davanti a una maschera di sangue, i segni della
la violenza ovunque. La signora è stata portata in ospedale dove i medici hanno diagnosticato frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. Per lei l'obbligo di 45 giorni di riposo assoluto, mentre non è stata ancora sciolta la prognosi per l'evoluzione del quadro clinico compromesso. L'importanza, in questo caso, della chiamata di soccorso da parte della donna ha permesso un intervento immediato che ha consentito il soccorso ovviamente della persona ferita e successivamente le immediate indagini. L'uomo trovato a casa della madre mentre tentava di nascondersi sotto il letto è stato portato in carcere. Il GIP ha convalidato l'arresto. Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne in altre occasioni avrebbe aggredito la moglie, la quale poi, per paura, non aveva mai denunciato. Ancora spari nella notte a Catania, colpi d'arma da fuoco contro una trattoria del quartiere Antico Corso, nessun ferito ma cresce la tensione in città dopo l'incendio doloso di luglio nello stesso locale. Altri spari sempre nella notte in via Stazzone. Le indagini sono in corso e non si esclude la pista intimidatoria. Eva Spampinato. Portoni di case e saracinesche di ristoranti usati per fare il tiro a bersaglio, l'ombra della notte usata come complice di un'azione veloce e immediata, il rumore degli spari che rompe il silenzio. È successo la scorsa notte a Catania in 2 punti diversi della città. Qui siamo in via Stazzone, alle spalle del viale Mario Rapisardi. Lo vedete, la porta a vetri è stata presa in pieno da 4 colpi, uno. Questo è il quarto, il secondo e poi lì in alto. Spari che ricordano che la città è tornata a fare i conti con un clima di intimidazione e violenza. E non è la prima volta che qui gli abitanti del quartiere vengono svegliati in piena notte dagli spari. Sì, ho sentito dei botti. Pensavo che fosse qualcuno che bussasse a una porta, no? E invece ho trovato questi buchi. Già è la seconda volta che succede, un mesetto fa, non ricordo. Cosa pensate? Movimenti sicuramente strani. Poco più distante, in via Lago di Nicito, all'angolo con via Plebiscito, 6 colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto una trattoria. I proiettili hanno centrato la saracinesca del locale, chiuso al momento dell'agguato. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica, che hanno repertato diversi bossoli. L'episodio riaccende la tensione in città. Solo pochi mesi fa, a luglio, lo stesso ristoratore era stato vittima di un incendio doloso. In quell'occasione un furgone di sua proprietà era andato completamente distrutto. A Gela è stato arrestato l'aggressore del sacerdote che è stato appunto colpito con un coltello. Il sacerdote è stato operato d'urgenza ma non è in pericolo di vita e il suo aggressore è stato individuato e arrestato. Gera Italia. Arresto lampo per Francesco Acia, 26 anni, pregiudicato, accusato di aver accoltellato il parroco Don Nunzio Samà all'interno della chiesa della Beata Vergine del Carmelo, nel centro storico di Gela. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Acia è entrato in chiesa chiedendo di parlare con il parroco. Una volta nell'ufficio parrocchiale, per ragioni ancora da chiarire, è estratto un coltello da cucina e colpito Don Nunzio all'addome. Nonostante la ferita, il sacerdote è riuscito a fuggire da una porta laterale e a chiedere aiuto. I fedeli hanno subito dato l'allarme e il parroco è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vittorio Emanuele e operato nella notte. Le condizioni sono stabili, ma le prossime ore restano delicate. Questo giovane che ha un problema mentale, ha un disturbo della personalità, e questo poteva accadere a chiunque, quindi non è che lui è partito per Don Nunzio, poteva essere io, poteva essere un altro prete, poteva essere chiunque per strada, voglio dire, una persona che ha un disagio mentale. Questo ci fa riflettere come questi ragazzi, queste persone hanno bisogno di più di essere curate e attenzionate da parte anche delle istituzioni. L'arresto di Acia è scattato poche ore dopo. Le telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze hanno permesso ai carabinieri di localizzare la sua abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato un coltello compatibile con quello usato nell'aggressione. Il giovane è stato condotto in carcere con l'accusa di lesioni personali aggravate. Secondo gli investigatori il gesto potrebbe essere legato a disturbi psichici e ossessioni religiose, ma resta l'allarme per la sicurezza e il disagio sociale che sta vivendo la città. Don Nunzio intanto è stato sommerso dalla solidarietà e dalla vicinanza dei fedeli e delle istituzioni locali, che hanno espresso in maniera unanime parole di condanna per quanto accaduto.
Sarebbe Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola e suo alter ego. Dopo il suo arresto, il mandante il duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, uccisi il 31 ottobre del 90 nel sito delle Acciaierie Megara di Catania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di Pizzo. È la tesi della Procura Generale del capoluogo etneo, che ha emesso un avviso di conclusione indagini nei suoi confronti, che gli è stato notificato nel carcere di Oristano. Buste paga ridotte, vessazioni, minacce di licenziamento ai danni di 9 dipendenti. Sono 2 gli imprenditori arrestati e posti ai domiciliari a Barcellona Pozzo di Gotto con l'accusa di caporalato. Sequestrati anche 352.000 euro. Francesco Triolo. Vessazioni continue e buste paga ridotte, quindi il licenziamento del lavoratore che ha denunciato tutto. È partita così un'inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato all'ordinanza di arresto ai domiciliari per 2 imprenditori di Barcellona nel Messinese con l'accusa di caporalato e al sequestro di 352.000 euro depositati sui conti correnti della società. Dalle indagini emerse sistematiche violazioni nella gestione dell'attività, oltre alle condizioni giudicate inique con le quali venivano trattati 9 dipendenti della stazione di rifornimento. Dagli accertamenti delle Fiamme Gialle sono stati documentati numerosi episodi di sfruttamento sia sull'applicazione di un trattamento retributivo difforme dai contratti collettivi nazionali, sia per la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro e ai periodi di riposo. In particolare è stato verificato come gli imprenditori avessero imposto ai lavoratori turni di 8 ore, indicando in busta paga un monte ore giornaliero di 6 ore e 40 minuti, non corrisposto o parzialmente corrisposto il lavoro straordinario, diurno e notturno, le indennità per i festivi, la 13ª e la 14ª, in alcuni casi pretendendo la restituzione in contanti delle stesse, dopo averle regolarmente erogate. Tutto questo sfruttando lo stato di bisogno dei lavoratori, costretti ad accettare le precarie condizioni proposte e non avendo altre fonti di reddito per provvedere a sostenere i propri familiari. E torniamo a parlarvi dei casi di infezione all'occhio dopo l'intervento di cataratta effettuato in una clinica privata. Molti dei ricoverati negli ospedali sono in miglioramento, in 5 sono stati dimessi dal Garibaldi. Ancora contro ignoti il fascicolo aperto alla Procura di Catania per lesioni gravissime. I NAS sono tuttora al lavoro. Sentiamo Roberta Lunghi. Non ci sono al momento iscritti nel registro degli indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Catania, coordinata dal procuratore aggiunto Agata Santonocito, nel caso dei pazienti operati di cataratta a Catania che si sono ritrovati a fronteggiare postumi gravi per l'insorgere di infezioni presumibilmente causate da 2 diversi ceppi batterici. Circa 30 persone infatti sono state ricoverate in diverse strutture ospedaliere di Catania e di altre province dell'isola, Ragusa ed Enna, e in una clinica, il Centro Oculistico Europeo di Aci Castello nel Catanese, proprio a pochi giorni dagli interventi eseguiti in 2 note cliniche private a Catania, così come comunicato dal Codacons. I pazienti sono stati urgentemente sottoposti a cure e interventi. In 8 al Garibaldi di Catania, 5 dei quali dimessi, 4 in via di miglioramento al Cannizzaro, 6 al Policlinico Etneo, sottoposti a terapia antibiotica. Un 60enne della provincia Etneo presenterebbe gravi complicanze alla vista dell'occhio infettato dall'enterococco fecale. Saranno le risultanze delle indagini dei carabinieri del NAS a fornire gli elementi utili alla procura per formulare eventuali iscrizioni in un fascicolo aperto contro ignoti dove si ipotizza il reato di lesioni gravissime. Una delle 2 cliniche private in una nota comunica di avere avviato un'indagine interna sui prodotti e le attrezzature utilizzate. Il Codacons ha lanciato una task force medico-legale e un'azione collettiva, cui si aggiunge anche l'associazione Codici Sicilia, che ha già avviato una raccolta sistematica delle segnalazioni da parte dei cittadini coinvolti. E torniamo a parlarvi del mistero che circonda i bronzi di Riace. Stiamo facendo la nostra piccola inchiesta. Si moltiplicano i testimoni che concordano sull'ipotesi che siano stati ripescati al largo di Augusta. Nella puntata di oggi vi proponiamo il racconto di chi, seppure bambino, vide per l'ultima volta le statue in Sicilia. Lorena Dolci. Questa è una zona piena di relitti. Pianissima, ci sono navi greche, navi romane, galeoni spagnoli, aerei da guerra. Ma il più ambito fra i relitti in fondo al mare di Brucoli è una nave con il suo prezioso carico, un bottino di guerra in viaggio da Siracusa a Roma.
Ormai numerosi testimoni raccontano di statue in bronzo ripescate nel 68, nascoste e spostate più volte, quindi un nuovo recupero e l'ultimo viaggio. Nell'estate del 71 Mimmo Bertoni è un bambino di 10 anni, ma ricorda bene quel giorno quando una barca approdò di fronte al Trotilon, il ristorante gestito dal padre. Notavo delle forme un po' strane, a dire la verità mi sembravano persone morte, la prima cosa. Però poi ho visto che c'era questa statua, che ho capito dopo che era il bronzo, che non era coperta con le coperte come le altre, aveva una rete. Hanno preso questa statua, hanno tolto la rete e l'hanno messa all'impiedi. Quindi io vedevo questa statua con la lancia e lo scudo e gli hanno fatto le foto della coda, che è quello che escono di sotto, che poi dopo 10 minuti si riscaldano. E una di queste gliel'hanno dato a mio padre. Quella foto, che sarebbe una prova formidabile dell'origine siciliana dei bronzi, rimane per qualche tempo in bella mostra sui muri del ristorante, per sparire il giorno che al mondo fu annunciato il ritrovamento dei bronzi al largo di Riace. Chi portò quei capolavori dell'arte greca in Calabria? L'indomani è arrivata una barca più grande, li hanno caricati e li hanno messi nella barca, si sono tirati, attaccati all'altra barca dietro e se ne sono andati proprio in direzione Catania. Ma quante statue ha visto lei? Allora, fino a 3 le ho contate, però sotto le coperte c'erano anche forme di leoni. Dove è finito il terzo bronzo insieme agli elmi e alle armi? E chi ordinò ed eseguì questa operazione di archeomafia? Adesso una breve pausa, poi altri servizi e notizie. Due studenti siciliani fra i 25 alfieri del lavoro insigniti oggi al Quirinale della onorificenza. Ecco chi sono nel servizio di Lorena Dolci. Alfiere del lavoro Filippo Nicotra. Emozionati, impettiti nella giacca del completo, eccoli due alfieri del lavoro siciliani, Giorgio e Filippo, che ricevono al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella, siciliano anche lui, il massimo riconoscimento per la carriera scolastica. Eccellenze dell'isola tra i 25 migliori studenti prescelti. Alfiere del lavoro Giorgio Basilotta. Filippo Nicotra di Piazza Armerina e Giorgio Basilotta di Giarra nel Catanese, entrambi 19enni, freschi di maturità scientifica, sono stati scelti tra quasi 4.000 segnalazioni. Ma non chiamateli secchioni, anche se con il loro curriculum impeccabile sono gli studenti modello di ogni insegnante. Basilotta è nato a Giarra, tutti 10 in pagelle e diploma con 100 e lode. Si appresta a entrare a medicina all'Università di Pavia. Sono solo uno che ha fame di capire, conoscenza e potere è il suo motto. Divide lo studio con la passione per la musica e la tecnologia. Massimo dei voti anche per Filippo Nicotra, appassionato di storia e già iscritto alla facoltà di giurisprudenza Core di Enna. Il suo desiderio? Proseguire la carriera accademica. Adesso vi mostriamo la liberazione di una tartaruga caretta avvenuta nella spiaggia di San Leone ad Agrigento. Davide Sardo. È tornata a nuotare libera nel suo mare Fofa, la tartaruga caretta salvata lo scorso agosto dai pescatori empedoclini. L'esemplare, ferito e poi curato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo, è stato liberato nel tratto di spiaggia accanto al porticciolo di San Leone, tra gli applausi di tanti studenti delle scuole cittadine. Un momento di festa e di condivisione che ha voluto ricordare quanto sia importante tutelare il nostro ecosistema marino. La liberazione della tartaruga è stata preceduta dalla rassegna del mare, storica iniziativa promossa dall'associazione ambientalista Mare Amico, che da oltre 30 anni pone il Mediterraneo e le sue sfide al centro del dibattito tra istituzioni, mondo scientifico e cittadini. Siamo felici di ospitare il Gotha dell'associazione Mare Amico. Il presidente nazionale, l'onorevole Roberto Tortoli, ha fortemente voluto, essendo in Sicilia per organizzare la 3 giorni di Mare Amico come fa ogni anno, ha fortemente voluto questa presentazione, questa conferenza stampa ad Agrigento, proprio per festeggiare Agrigento capitale della cultura. L'edizione di quest'anno, intitolata Il futuro del mare, opportunità e sfide, ha aperto un confronto per promuovere una visione condivisa di sviluppo sostenibile legata al mare. 4 giornate all'insegna dell'enogastronomia nel centro storico di Acireale. Si è aperta ieri la seconda edizione dei Colori del Gusto. Orazio Longo.
Si è cominciato con la sostenibilità e il progetto di ricerca Smart Venus che mira a rivoluzionare il settore agri-food siciliano. Dalla terra alla tavola, alla scoperta dell'olio e delle eccellenze sostenibili del territorio. È il convegno che ha dato il via alla seconda edizione dei Colori del Gusto. Fino al 26 ottobre in centro storico ad Acireale, protagonista è l'enogastronomia siciliana con show cooking curati da chef quotati, masterclass su vino, olio e birra, nella mission di celebrare l'incontro tra formaggi e vini di Sicilia, stand espositivi delle eccellenze enogastronomiche siciliane e banchi di assaggio. Ormai c'è sempre più consapevolezza che bisogna conoscere ciò che si mangia per stare bene, quindi i prodotti siciliani all'interno della dieta mediterranea non solo sono dei prodotti buoni di ottima qualità che vengono venduti non solo in Sicilia ma soprattutto fuori dall'Italia, e quindi noi siamo qui a celebrare la loro qualità insieme a degli chef che cucineranno per chi verrà a trovarci in queste 4 giornate all'interno del nostro centro storico. I Colori del Gusto è organizzato dalla città di Acireale con la regione siciliana, la città metropolitana di Catania, la Camera di Commercio e Europrosvi Smart Venus. Prevista anche una iniziativa di solidarietà. Il ricavato degli show cooking sarà infatti interamente devoluto all'associazione Guardastelle di Acireale. Adesso una pausa, poi il calcio con le prossime sfide che attendono il Catania e il Palermo. A tra poco. Eccoci al calcio, partiamo dalla Serie C. Conclusa la prima parte dell'iter per l'acquisizione all'asta di Torre del Grifo, il Catania adesso è proiettato alla seconda super sfida ad alta classifica consecutiva. Al Massimino arriverà il Benevento che proprio domenica scorsa ha affiancato la Salernitana in testa alla classifica. Francesco Triolo. Messo da parte almeno per il momento il capitolo Torre del Grifo, il Catania adesso è chiamato a concentrarsi sul campo, che tradotto significa Benevento. Un'altra grande partita, un altro scontro diretto dopo quello vinto domenica scorsa contro la Salernitana. Forse ancora più insidioso perché la squadra sannita arriva già consapevole di cosa l'aspetterà al Massimino, uno stadio che si preannuncia tutto esaurito con la presenza anche della tifoseria ospite. Toscano in settimana da un lato ha dovuto smorzare un po' di eccessivo entusiasmo, dall'altro ha alimentato la fiducia. Gli unici 2 giocatori che mancheranno saranno gli infortunati Martic e Raimo. Gli altri durante gli allenamenti hanno dato vita ad una sana competizione per una maglia da titolare. Il dubbio maggiore per il tecnico Mimmo Toscano in vista della sfida di domenica resta su chi affiancherà Di Tacchio a centrocampo. Una maglia se la contendono Corbari, Aloi e Quaini, mentre Cicerelli e Lunetta dovrebbero supportare Forte in avanti. Squadra che vince non si cambia, dovrebbe essere così, ma in base anche all'avversario occorre adottare quegli accorgimenti tattici che proprio Toscano sta studiando per proporre magari qualche mossa a sorpresa che mette in difficoltà un vecchio lupo del campionato come Gaetano Uteri. Vigilia di campionato per il Palermo che domani al Ceravolo affronterà il Catanzaro. Qualche dubbio di formazione per il tecnico Pippo Inzaghi. Marco Gulla. Brunori sì o Brunori no. Il Palermo si avvicina alla sfida contro il Catanzaro con il solito rebus per Inzaghi sulla 3/4. Brunori o Leduaron. Finora, lontano dal Barbera, il tecnico rosanero ha sempre preferito il francese. Domani però alle 19:30 contro i calabresi Inzaghi potrebbe nuovamente dare fiducia a Brunori, apparso comunque opaco nelle ultime apparizioni. Dopo il Catanzaro il Palermo affronterà un doppio turno casalingo contro Monza e Pescara. È probabile quindi che Inzaghi gestisca i 2 giocatori con il bilancino nel corso delle partite. Il Palermo domani a Catanzaro deve necessariamente fare il risultato per non allontanarsi troppo dal Modena capolista che stasera giocherà in casa contro l'Empoli. In trasferta i siciliani hanno un rendimento quasi perfetto, 7 punti in 3 partite. Occorreranno i gol di Poyampalo che sarà supportato anche da Palumbo. Sulle corsie esterne non dovrebbero esserci sorprese. Diachitea gira a destra mentre Augello presidierà la fascia sinistra. In mezzo al campo Segre, reduce dal gol segnato contro il Modena, è destinato alla conferma, così come Ranocchia. In difesa Pierozzi dovrebbe essere confermato nel ruolo di braccetto destro con Peda al centro e Ceccarone schierato sul centro-sinistra. Il Catanzaro nelle ultime 5 partite ha collezionato 3 punti, un momento nero per la formazione calabrese.
Oggi dopo il telegiornale, come ogni venerdì, appuntamento con Preview condotto da Marco Carli, fari puntati sul big match fra Catania e Benevento con le ultime news, l'angolo tattico e le probabili formazioni. Spazio anche alla Champions League di futsal e pallanuoto femminile con 2 squadre catanesi impegnate. Subito dopo il Sicilia 24 dunque vi aspetta Preview. Per il momento è tutto, io mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a tutti buon pomeriggio.